sociosanitari della casa di riposo Cesana Malanotti di Vittorio Veneto sospesi dal servizio, entrambi indagati per maltrattamenti fisici e morali agli anziani, ospiti della struttura, l'operazione del NAS, altri 8 indagati. Nell'area islamica del cimitero di Padova l'ultimo saluto a Yahya Mohammadi, il bimbo di 3 anni e mezzo investito a Crocetta del Montello. Cantiere presidiato da polizia locale e carabinieri in via Codemo a San Zeno per permettere alla ditta di terminare i lavori di posa dei tubi del gas dopo l'aggressione e il ferimento di 3 operai. Ponzano, famiglia di Sinti fa costruire una piscina abusiva come la casa su un terreno pubblico, non pagano i lavori e il costruttore si rivale sul comune. Caldo e rischio incendi, a Treviso 22 chiamate al giorno ai vigili del fuoco, in mattinata intervento all'aeroporto per il surriscaldamento di un alimentatore a bordo di un volo Ryanair. Frane sul Monte Pelmo, giornata nera, oggi continue scariche di roccia che a ritmo sostenuto hanno tenuto tutti con lo sguardo rivolto alla montagna. Il giro di vite a Cortina sul decoro pubblico, il comune mette un freno a bivacchi e comportamenti indecorosi, il provvedimento in vigore fino al 15 di ottobre. In molti hanno scelto la montagna e i punti panoramici del territorio per assistere all'eclissi di sole di ieri sera, ma sul Grappa l'afflusso è stato talmente importante da provocare lunghe code sia all'andata che al ritorno. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali, edizione che parte dalla cronaca e dall'operazione dei carabinieri del NAS all'Istituto Cesana Malanotti di Vittorio Veneto. 2 operatori sociosanitari sono stati sospesi dal servizio, entrambi, lo avete sentito dai titoli, sono indagati per maltrattamenti sia fisici che psicologici sugli anziani ospiti della struttura. Atti di violenza fisica e morale e atteggiamenti di deliberata indifferenza ai bisogni di assistenza e cura degli anziani. Sulla base di questo quadro, il GIP di Treviso ha disposto la sospensione dal servizio di 2 assistenti sociosanitari della casa di riposo Cesana Malanotti di Vittorio Veneto. L'indagine dei NAS, coordinata dalla Procura di Treviso, parla di un clima di costante vessazione, paura e sopraffazione che incideva in modo significativo sulla qualità di vita e sulla dignità personale degli ospiti della struttura. Ai 2 OS, un 58enne di Ponte delle Alpi e una 65enne di Vittorio Veneto, viene contestato l'articolo 572 del Codice Penale, maltrattamenti aggravati contro persone anziane con disabilità. Il presidente del Malanotti, Giuseppe Maso, era a conoscenza da tempo delle indagini. I 2 dipendenti sospesi dal Tribunale non erano già in servizio da un mese. Nei confronti di uno dei 2 abbiamo già avviato un procedimento disciplinare. L'Istituto non è parte del processo, valuteremo quando riusciremo ad avere accesso agli atti se costituirci parte civile, sicuramente chiederemo i danni di immagine e ovviamente seguiremo nel dettaglio la vicenda. Nel corso della stessa inchiesta sono anche stati indagati altri 8 operatori sociosanitari del Malanotti, avrebbero tenuto comportamenti omissivi nei confronti dell'atteggiamento dei colleghi. Sa perché non erano più in servizio questi 2 OS? Formalmente la comunicazione della sospensione è arrivata nei giorni scorsi, però loro hanno valutato, d'accordo con la direzione, di prendersi un momento di pausa e di riflessione in attesa degli sviluppi e ovviamente appena scadranno i giorni di ferie e le malattie verranno emessi i provvedimenti formali di sospensione. Quindi erano già coscienti del fatto che ci fosse un'indagine nei loro confronti? Sì, assolutamente sì. I NAS di Treviso hanno ribattezzato l'operazione Recidivum, considerandola la naturale prosecuzione di una precedente inchiesta che nel marzo di quest'anno si era conclusa con la condanna di un altro operatore sociosanitario della stessa RSA. Siamo preoccupati, naturalmente, non possiamo che esprimere solidarietà e vicinanza alle persone che stanno all'interno della struttura e ai familiari della persona eventualmente colpita. Può succedere, come è già successo, che ci sia qualche operatore che purtroppo non esegue il proprio lavoro con professionalità e empatia, mi viene da dire, ma ci sono tantissimi operatori, tantissimo personale che invece è di alto livello. Torniamo sulla tragedia di Crocetta del Montello, di Ciano di Crocetta, nell'area islamica del cimitero di Padova. Oggi a mezzogiorno l'ultimo saluto al bimbo di 3 anni e mezzo travolto da un'auto.
In un silenzio surreale, gli uomini della famiglia Mohammadi hanno salutato il piccolo Yahya, la cui vita è stata spezzata lungo la strada a Crocetta del Montello. Una cerimonia che si è svolta nell'area islamica del cimitero maggiore di Padova alla presenza di circa una ventina di persone, oltre ai familiari e alcuni membri della comunità islamica piacentina, dove viveva il bambino con i genitori e 3 fratelli. Non è voluto mancare il datore di lavoro del padre del bimbo, una famiglia esemplare e tranquilla, gran lavoratore. Ho visto nascere questo bambino, l'ho visto crescere, ha spiegato Marco Crotti, titolare dell'azienda dove il papà del bimbo lavora. La piccola bara, la preghiera ed il dolore immenso e composto dei parenti. Quasi protetto dall'abbraccio della famiglia, la carezza di una mano sulla bara prima della sepoltura. La tragedia è venuta dopo una giornata di divertimento per Yahya ed i fratellini che insieme avevano giocato in un parchetto poco lontano dalla casa dei nonni. Poi in un attimo si è consumato il dramma. Il piccolo si è divincolato ed ha lasciato la mano di uno dei genitori. Ha attraversato la strada all'improvviso mentre stava arrivando l'auto guidata da un 21enne residente a Pederobba. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale ed ha disposto una perizia cinematica per chiarire l'intera dinamica dell'incidente. Il 18 agosto è stato fissato il sopralluogo nel punto in cui è avvenuto lo schianto, con la presenza anche dei professionisti nominati dalle parti. Torniamo nel capoluogo a Treviso adesso con il cantiere presidiato da polizia locale e carabinieri. Oggi siamo in via Codemo a San Zeno per consentire alla ditta di terminare i lavori di posa dei tubi del gas dopo l'aggressione che ha visto 3 operai feriti. Sono già passati sia i carabinieri che la polizia locale un paio di volte e stanno continuando a fare comunque controlli avanti e indietro per la zona. Avete paura adesso? Paura non troppa, nel senso dubito torneranno a breve, però comunque siamo sempre molto sull'attenti, quello sì. Dopo il gravissimo episodio che ha visto 3 operai malmenati da altrettanti residenti nel cantiere di via Codemo, sono scattati i controlli da parte delle forze dell'ordine per far proseguire in sicurezza i lavori di posa della nuova tubatura del gas, lavori che dovrebbero terminare il pomeriggio prima di Ferragosto. Tra carabinieri e polizia locale, ora il luogo in zona San Zeno è fortemente presidiato perché quello che è accaduto non si ripeta mai più, ovvero che persone che fanno il loro lavoro debbano farlo con la paura di finire in ospedale, se non peggio. Un residente di origine nordafricana aveva tentato l'altro giorno di passare attraverso il cantiere per recarsi a casa, ma gli era stato negato il passaggio perché la strada era interrotta per lavori. Non dandosi per vinto, dopo aver insultato e tirato dei sassi contro gli operai, il giovane è tornato qualche ora più tardi con 2 complici, spranghe e spray al peperoncino, usando violenza contro 3 operai. 2 sono stati giudicati guaribili in 5 giorni, mentre un terzo ha una prognosi di 40, tra ferite alla testa e probabile rottura di un polso. I 3 aggressori sono stati tutti regolarmente identificati, denunciati e rilasciati a piede libero. Una situazione surreale per un quartiere che, raccontano i vicini, è fatta per un buon 60% di residenti di origine straniera, che a volte però provocano preoccupazioni. Come questo ragazzo che ha pensato bene di bivaccare nel giardino di un'abitazione privata mentre la proprietaria era in ferie, fino a quando, dopo la segnalazione a Contarina, è toccato ripulire l'area, a spese naturalmente della collettività. E torniamo sul crollo invece del Tribunale di Bolzano, perché ci sono 5 indagati e 2 sono trevigiani. Si tratta dei responsabili della Merotto Baù di Farra di Soligo. Il crollo era avvenuto lo scorso 16 luglio senza provocare fortunatamente vittime. La procura del capoluogo Alto Atesino ha aperto un fascicolo per disastro colposo. Tutti e 5 gli indagati hanno già consegnato spontaneamente la documentazione in loro possesso relativa ai lavori. La procura ha inoltre nominato un consulente tecnico con l'incarico di individuare i rischi di ulteriori potenziali crolli, indicando misure immediate da adottare e di indicare le aree da sottoporre a sequestro in vista degli accertamenti peritali sulle cause del crollo stesso. L'inchiesta dovrà far luce sul cedimento che ha provocato, lo avete visto dalle immagini, il collasso completo dei pilastri portanti interni, causando il crollo al suolo di 4 piani del palazzo nel corpo centrale.
A Ponzano Veneto adesso con il caso di una famiglia Sinti che si fa costruire una piscina davanti casa. Peccato che l'area su cui sorge la villetta è comunale e loro sono abusivi. Non solo, ma hanno deciso di non pagare la piscina in questione, così il costruttore ha trascinato in tribunale loro e il comune stesso di Ponzano. Il comune è stato chiamato in giudizio e deve rispondere a una richiesta di risarcimento rispetto a una piscina che è stata costruita abusivamente nell'area che oggi il comune sta tentando di vendere a chi vi abita, e cioè le famiglie Revac. Quale soluzione migliore per cercare refrigerio da questo caldo se non facendosi costruire una piscina a casa? Il costo della vasca però rimane insoluto, insomma nessuno paga. Così il costruttore direttamente dalla Romania pensa bene di trascinare in giudizio sia la famiglia che il comune di Ponzano, proprietario dell'area in cui sorge la casa. Eh sì, perché si tratta pure di una costruzione abusiva che l'amministrazione comunale sta cercando di sanare da anni. Rispetto a un'area che è stata sequestrata a suo tempo dall'amministrazione Massolini, in quanto costruzioni abusive, il comune aveva ordinato l'abbattimento che non era stato eseguito e quindi si era proceduto al sequestro dell'area. Dopo 20 anni circa stiamo tentando di vendere l'area ai soggetti che la vivono, e solo che nel frattempo una delle 3 famiglie che risiedono ha deciso malevolatamente di cominciare una piscina. Più che sanare la vicenda, si sta complicando ancora di più. Abbiamo dovuto procedere ad affidare il tutto a un legale che ci difenda, stesso legale che sta percorrendo il percorso per rivendere l'area attraverso un avviso pubblico a chi appunto vi risiede, e oggi sfortunatamente ci troviamo a dover rispondere anche di questo. Una storia che si trascina da anni tra bandi di gara che non hanno trovato ancora una soluzione e ora addirittura una piscina che ha trascinato il comune in tribunale assieme alla famiglia. Diciamo che in Italia nulla è semplice e ciò che potrebbe diventare una soluzione si sta complicando, quindi ci auguriamo insomma che il tutto finisca bene, che chiaramente chi ha costruito paghi anche il costruttore, per poi continuare il percorso di vendita dell'area. Perplesso il sindaco, ma le famiglie che oggi abitano in queste villette non sembrano essere toccate minimamente dal problema. Per ora, fino a quando dovranno comparire in un'aula giudiziaria. Ancora caldo, ancora alte temperature, soprattutto siccità. La centrale operativa dei Vigili del Fuoco di Treviso riceve 22 chiamate al giorno per segnalazioni di vario genere e questa mattina interventi all'aeroporto Canova e al bosco del Madean. La centrale dei Vigili del Fuoco è operativa 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, e in questo periodo di particolare siccità i rischi e le chiamate aumentano. Sono ben 22 al giorno le segnalazioni che arrivano, contro una media di 19, nessuna delle quali viene sottovalutata. Nella nostra breve visita erano ben 3 gli interventi in corso all'aeroporto Canova per del fumo proveniente dalla powerbank di un passeggero su un volo Ryanair partito da Riga, a Resana per delle sterpaglie che bruciavano e nel bosco del Madean per un'auto incendiatasi sulla strada verso il rifugio Posa Puner. Quest'anno in particolare i valori hanno raggiunto livelli importanti che chiaramente rendono particolarmente secca la vegetazione e pertanto qualunque azione anche non volontariamente pericolosa fatta dal cittadino può diventare una situazione che può evolversi anche a causa del vento in qualcosa di complicato e di drammatico. Tra l'altro esistono anche le autocombustioni, come per esempio per le balle di Siena. Sì, esiste poi anche il rischio di autocombustione, quindi di autoaccensione dovuto a fenomeni vari di reazioni che si verificano in contesti in cui abbiamo dei prodotti vegetali o altro, e questo con le elevate temperature è statisticamente un fenomeno che aumenta. È una stagione caldissima e secca, dunque fare attenzione ai comportamenti a rischio è fondamentale. Sicuramente effettuare delle lavorazioni come saldatura o taglio di materiale ferroso in questo momento in prossimità di vegetazione, in prossimità di materiale particolarmente secco, rischia di essere causa di un principio di incendio.
E a questo si possono aggiungere, ahimè, dei comportamenti assolutamente da evitare, quali potrebbero essere cercare di bruciare quei nidi di vespe, di calabroni che si trovano sugli alberi e che poi, a causa magari come possiamo dire, dell'imprevedibilità degli animali, portano quell'incendio a spostarsi nella vegetazione e a quel punto a poter prendere una piega che da fuoco controllato diventa a tutti gli effetti un incendio assolutamente incontrollato. Per non parlare poi dei device elettronici facili al surriscaldamento. Utilizzare quindi il buon senso per dare un ciclo di riposo anche alle macchine è utile a prevenire, così come è bene usare precauzioni e molta attenzione se si stanno per fare le grigliate di Ferragosto. Esistono tutta una serie di zone quali aree adibite a picnic piuttosto che zone specifiche in cui è possibile effettuare questo tipo di attività, perché sono aree costruite per accogliere questo tipo di attività, appunto, e talvolta però, dati gli spazi ristretti, ahimè la cittadinanza cerca ricovero in ambienti che non sono stati progettati e idonei per quel tipo di attività, e questo in condizioni meteorologiche anche avverse, quali potrebbero essere temperature elevate sommate magari a una giornata ventosa, rischiano di spostare il principio di fuoco, il principio di incendio da una zona a una zona in cui poi diventa complicato da gestire. Sugli incendi boschivi, in particolare quello di Miane, la cui competenza è regionale, i vigili del fuoco sono solo di supporto, perché in quelle zone particolarmente impervie possono arrivare per il momento solo i Canadair. E infatti è caccia agli ultimi focolai al bosco Mont sopra Miane. L'area dell'incendio scoppiato martedì è stata isolata in modo che le fiamme non possano espandersi oltre. In questo momento la situazione è stabile, ci sono ancora dei piccoli focolai che stiamo tenendo d'occhio. E in montagna abbiamo le squadre che operano da terra, in questo momento stanno bonificando e quindi speriamo bene si contenga questo incendio, insomma. Si continua a lavorare a Miane per contenere un incendio sul cui spegnimento definitivo nessuno preferisce ancora sbilanciarsi. Dal pomeriggio di martedì 11 agosto gli sforzi di squadre a terra e mezzi aerei come un Canadair dei Vigili del Fuoco e l'elicottero della Protezione Civile del Veneto continuano a prodigarsi su quest'area boschiva. Possiamo dire che il peggio è passato, per scaramanzia è meglio ancora non dire niente. Io non escludo più nulla, perché ieri per esempio sembrava tutto spento e dopo è salita l'aria e siamo tornati indietro. Quindi fermiamoci un attimo, rimaniamo a quello che vediamo e continuiamo con la bonifica. Si procede dunque su due piani. Da un lato un'operazione di isolamento dell'area interessata dalle fiamme, di modo che queste non possano estendersi altrove. Dall'altro la ricerca di focolai ancora attivi. Si sta cercando di isolare l'area, ci sono sulle squadre che hanno le manichette già girate, sono pronti per lanciare acqua da sopra. Stiamo portando acqua su vicino alla Maglia Mont per poter poi usufruire di questa sotto. Appena rientrerà l'elicottero si farà comunque un giro di ispezione e si deciderà su come proseguire. Al momento comunque qualche focolaio c'è ancora. Prima che andassimo un attimo in pausa c'era ancora qualche focolaio, però vedendo adesso la montagna non si vede fumo, quindi ci fa ben sperare. E insulti e minacce social per un post su Facebook, destinatario l'ex assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin, reo di aver scritto un pensiero da libero cittadino qual è sugli interventi antincendio disposti a livello centrale con i Canadair a Miane e in Carnia. Bottacin nel post, che poi si è visto costretto a cancellare per stoppare gli improperi, addirittura le minacce ricevute via Messenger, si interrogava sul motivo per il quale per l'incendio sopra Miane il Canadair andasse a pescare l'acqua a Jesolo, mentre il velivolo destinato a spegnere il rogo in Carnia facesse la spola utilizzando l'acqua del lago di Santa Croce. Ma gliene colse, così, pur avvezzo ogni tipo di minaccia, dopo anni passati in politica, l'ex assessore ha deciso di rimuovere il suo pensiero. Mai come la scelta di togliermi da tutto è stata la più giusta, ci ha detto poi al telefono. Si avvicina il weekend di Ferragosto, dunque si parla naturalmente di previsioni del traffico in crescita già oggi per l'avvicinarsi del weekend. Oggi e domani giornate da bollino rosso che lasceranno poi spazio ai rientri sabato e domenica. Il lungo fine settimana
Del 13-16 agosto sarà ancora di traffico intenso e sulle tratte, in particolare gestite da CAV, A4 Padova-Venezia, Passante di Mestre, Tangenziale di Mestre, Raccordo Marco Polo, sono attesi in questi giorni tra i 565.000 e i 585.000 veicoli in transito. Giornata di maggior affluenza quella di domani, picco di spostamenti in vista del Ferragosto, maggior flusso atteso in direzione Trieste, domani bollino rosso con aumento delle partenze, ma c'è anche il blocco del traffico pesante dalle 16 alle 22. Sabato e domenica giornate più tranquille con i tir praticamente sempre fermi, anche se naturalmente i flussi aumenteranno sulle strade dei rientri e quindi in direzione Milano, quindi grande attenzione. E di traffico ce n'è stato parecchio nella serata di ieri sul Monte Grappa, perché in molti hanno scelto la montagna e i punti panoramici del territorio per assistere all'eclissi di sole di ieri sera. Afflusso tanto importante da provocare lunghe code sia all'andata che al ritorno, qualcuno è rimasto bloccato in mezzo al traffico per tutto il tempo. Un ingorgo infinito. Buona serata. O ancora è quello che ha comportato la tanto attesa eclissi di sole di ieri sera sul Monte Grappa. Grande la partecipazione, con turisti e cittadini arrivati anche da fuori provincia per godersi al meglio lo spettacolo. Ma come potete vedere da queste immagini, per molti quello che doveva essere un evento da ammirare con il naso all'insù si è trasformato in una lunga attesa in auto, in mezzo a strade completamente intasate. Migliaia di persone che si sono riversate sulle strade nei punti panoramici sia della Piedemontana che sul Monte Grappa, e proprio sul Monte Grappa c'è stato un afflusso così importante che, considerate le dimensioni della strada, ha comportato inevitabilmente anche delle interruzioni del traffico e soprattutto dei blocchi legati a molte persone che poi hanno parcheggiato le auto lungo i cigli, impedendo di fatto che si snodasse la viabilità con un sistema regolare. Grandi aspettative per un evento straordinario dunque, aspettative purtroppo disattese o per il traffico in tilt o per il meteo che non era esattamente dalla parte degli spettatori. Il fatto che ci siano state tante persone inevitabilmente ha comportato anche dei disagi, non tanto qui in accesso, perché comunque il traffico già dal pomeriggio era intenso e sostenuto, qualcuno cercava anche il refrigerio legato alle alte temperature di queste giornate, ma soprattutto in fase di discesa, quando dopo magari non aver potuto vedere molto perché purtroppo le condizioni meteo hanno reso questo fenomeno non visibile in modo chiaro, è successo che tanti si siano riversati contemporaneamente in discesa, creando anche attese di mezz'ora, 40 minuti, un'ora per potersi muovere. Da una parte i disagi provocati dall'incredibile afflusso di persone, dall'altra il segnale positivo di un territorio che anche in un giorno infrasettimanale dimostra di avere una forte attrattività turistica. Moltissime attività commerciali ieri sera avevano registrato il sold out e di conseguenza questo non può che far piacere, perché dimostra che il nostro territorio ha comunque ancora una vivacità. Ma la polemica non è tardata ad arrivare, non solo tra i visitatori delusi. Sulla vicenda è intervenuto anche il leghista Giuseppe Paolin. Quella dell'eclissi sul Grappa è l'ennesima occasione persa. Da anni parliamo di map UNESCO, IPA, sviluppo turistico, valorizzazione culturale del Monte Grappa, tante parole, tanti progetti, tante passerelle. Poi arriva un evento come l'eclissi, annunciato, prevedibile da mesi, capace di portare migliaia di persone sul Grappa, e ci facciamo trovare completamente impreparati, traffico paralizzato, nessuna organizzazione, nessuna gestione dell'afflusso, e sarebbero bastati pochi volontari. Fin qui il caos sul Grappa per l'eclissi, ma poi c'è stata anche molto più tranquilla la serata di osservazione delle Perseidi al liceo scientifico Da Vinci, un grande successo di pubblico. Le stelle della galassia non sono distinguibili, è un mix che forma la nuvola. Allora voi su qualche testo trovate ancora scritto la nebulosa di Andromeda.
Tutti con il naso all'insù, ma non solo, al Liceo Scientifico Da Vinci, dove in tanti hanno risposto all'invito per una notte dedicata alle stelle cadenti. Un appuntamento che ha trasformato la scuola in un piccolo osservatorio tra telescopi, spiegazioni e occhi puntati all'infinito. Protagoniste le Perseidi, le spettacolari scie luminose che accompagnano le notti intorno a San Lorenzo. Ma grazie all'associazione Astrofili, la magia del cielo è stata anche l'occasione per avvicinarsi all'astronomia e alla scienza. Grande successo anche quest'anno, tantissima gente, anche se il cielo non è stato proprio dalla nostra parte perché c'è qualche nuvola, ma vedo tanta gente qua stasera che è contenta di essere venuta. Un momento condiviso da professori, studenti volontari e reso possibile da un progetto specifico del liceo. Tra i ragazzi che sono qui a spiegare il cielo stellato questa sera ci sono anche i nostri ex studenti che si sono diplomati anche soltanto un anno e mezzo fa e che stanno studiando appunto astrofisica in questo momento. Ma lei ha visto delle stelle cadenti stasera? Sì, stasera sì, una l'ho vista, era bella grossa, tra l'altro, nel senso bella grossa non è chiaramente un'espressione tecnica, però era molto ben visibile. È un'esperienza vera che si può condividere con altri ragazzi della tua età e secondo me è veramente importante, soprattutto al giorno d'oggi, condividere dei momenti genuini, non davanti a uno schermo. Per ultimo, hai visto delle stelle cadenti stasera? Purtroppo solo 2 perché ero un po' impegnata a gestire un po' il flusso di gente. E tra una stella da riconoscere e un desiderio da affidare lassù al cielo, la serata si è trasformata soprattutto in uno spettacolo capace di affascinare grandi e piccoli, ognuno con le sue domande, i suoi dubbi e nuove risposte. Cosa hai imparato stasera? Che l'universo è bellissimo. Ha visto qualche stella cadente? Stelle cadenti no, ma stelle fisse nell'universo sì, tantissime, grazie al professor Berton. Grazie. Hanno dei macchinari fantastici che meritano, lui spiega benissimo, d'altronde questa è una scuola fantastica. Però guardando tutte queste stelle, cosa ti viene in mente? Beh, mi viene in mente come tutto il genere umano si senta il padrone di un mondo che alla fine sono 1 miliardesimo di ciò che esiste veramente nella nostra realtà. Noi ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, restate con noi. Ritorniamo in diretta da studio, siamo allo sport perché da Parigi è arrivata nelle scorse ore una grande gioia per l'Italia e per il Veneto, la medaglia d'argento della staffetta femminile nei 400 stile libero. Tra le protagoniste c'è anche una giovane atleta veneziana, Alessandra Mao, che si allena a Preganziol. È veneziana una delle più belle medaglie del nuoto azzurro. Conquistate a Parigi, Alessandra Mao, originaria del Lido di Venezia, ha raggiunto la medaglia d'argento nella staffetta 4% femminile. Al suo primo europeo tra i grandi, la veneziana ha strabiliato tutti ad appena 15 anni. Una gioia che ha unito il Lido di Venezia, sua isola d'origine, ma anche Mogliano, dove si è trasferita con tutta la famiglia, proprio per continuare a praticare sport ad altissimo livello, e Preganziol, dove si allena tutti i giorni con il team veneto. Chi conosce bene Alessandra è sicuramente Luca Lucchetta, direttore tecnico della società sportiva Stile Libero e della piscina di Preganziol. Lui non è affatto stupito da questo successo e racconta. La medaglia è stata cercata fin dalla prima giornata, tanto che con l'evolversi delle gare è stata brava a mettere in secondo piano le proprie gare individuali per dare priorità a questa staffetta che aveva buone possibilità ma non era scontata. Alessandra è la 5ª stagione che è qui con noi alla Stile Libero, l'impianto di Preganziol, dove si allena dopo essersi trasferita a Mogliano. Il papà di Alessandra, giovanissima quindicenne, grande protagonista del nuoto azzurro sulle orme di Federica Pellegrini, è felice. Leone Mao risponde al telefono molto gentilmente, ma spiega la scelta di famiglia di non rilasciare interviste nel tentativo di togliere pressioni sulla figlia, ancora giovanissima. Il nostro progetto ha come obiettivo creare un ambiente propedeutico alla crescita di ogni atleta. Mettiamo al centro la persona ed ogni atleta ha come obiettivo quello di curare e far crescere i propri talenti. Quelli di Alessandra sono principalmente una grande galleggiabilità, è molto leggera in acqua, un grande scivolamento, infatti sfrutta tutta la propulsione
che riesce a mettere in acqua ed ottiene il massimo di avanzamento, e in più è la determinazione, nei momenti più complicati riesce a tirare fuori il massimo. E adesso andiamo alle notizie dal Bellunese. Partiamo dalla cronaca con un'anziana di 78 anni, residente a Longarone, ricoverata al centro Grandi Ustionati di Padova in conseguenza di un incidente domestico che avrebbe potuto avere conseguenze anche peggiori. La donna stava armeggiando all'esterno della sua abitazione con la stufa. D'improvviso, forse mentre si apprestava ad accendere il fuoco per verificarne il corretto funzionamento, è stata investita da una fiammata di ritorno al volto e agli arti superiori. L'allarme alle 11, immediatamente è intervenuto il 118, la donna è stata soccorsa e trasportata in elicottero a Padova e fortunatamente non sarebbe però in pericolo di vita malgrado le condizioni siano gravi. I vigili del fuoco hanno operato per mettere in sicurezza la stufa e il cortile dove è accaduto l'incidente. L'ennesima truffa ai danni di un altro anziano, un 87enne di Ponte nelle Alpi questa volta, ma a lieto fine. Perché? Perché la Polizia di Stato ha individuato e arrestato 4 uomini trasfertisti della provincia di Bari e recuperato tutta la refurtiva. È una battaglia che va combattuta sicuramente dal punto di vista repressivo, ma prima ancora dal punto di vista preventivo. Non conosce sosta l'odioso fenomeno delle truffe agli anziani ed è la cronologia degli episodi denunciati a Belluno a confermare l'attacco sfrontato alle persone sole e indifese. Dopo il caso che ha visto protagonista una novantenne della Pieve Castionese che grazie all'immediato allarme ha messo i carabinieri sulle tracce della finta poliziotta fermata a bordo di un treno con la refurtiva nel bagaglio, pochi giorni fa lieto fine anche per la truffa ordita ai danni di un 87enne di Ponte nelle Alpi, raggiunto da diverse telefonate. Dall'altra parte della cornetta un falso carabiniere. La targa dell'auto dell'anziano sarebbe stata clonata e utilizzata per una rapina e proprio in quella rapina sarebbero stati rubati dei gioielli. Il copione è quello oramai noto della truffa del finto appartenente alle forze dell'ordine. La vittima viene tenuta al telefono per ore, isolata da familiari e forze di polizia. Poi arriva il falso militare, entra in casa e si fa consegnare gli oggetti preziosi da verificare. Nel caso di Ponte nelle Alpi la consegna avviene addirittura 2 volte. La chiamata al 113 mobilita la squadra mobile di Belluno che si mette sulle tracce dei truffatori fermati a Cadola. A bordo dell'auto 4 uomini, tutti della provincia di Bari, un 49enne e 3 sulla Trentina. Solo uno di loro risulta incensurato. Gli investigatori ricostruiscono gli spostamenti del gruppo. Partenza dalla provincia di Bari, una notte in un hotel a Marghera, quindi l'arrivo nel Bellunese. Un itinerario ritenuto compatibile con quello tipico delle bande trasfertiste specializzate in questo genere di truffe. Decisivo anche l'analisi del cosiddetto telefono citofono utilizzato per guidare a distanza chi entra materialmente nelle abitazioni delle vittime. E nella casa dell'anziano, infatti, vengono sottratti tutti gli ori presenti, alcuni di grande valore economico, altri soprattutto affettivo. Un particolare fotografa perfettamente il meccanismo della truffa. Quando arrivano gli investigatori, la cornetta del telefono fisso è ancora occupata. L'anziano è convinto che dall'altra parte ci siano ancora i carabinieri. La perquisizione dell'auto ha portato al ritrovamento della refurtiva, nascosto sotto lo sterzo dietro il vano della scatola dei fusibili. Un fulara conteneva circa 400 grammi di monili in oro. I 4 sono stati arrestati per truffa aggravata e trasferiti nel carcere di Baldenic. Dopo l'udienza di convalida, per loro è scattato l'obbligo di dimora nel comune di domicilio. Ricordo a tutti che nessuna forza dell'ordine è legittimata dal nostro ordinamento a ricevere alcun tipo di riscossione, né con monili d'oro né tantomeno con denaro, e di segnalare anche se sono semplicemente dei tentativi di truffa ai canali, ai numeri di emergenza, al 112 e al 113. Appello rivolto con tutta evidenza a chiunque si occupi degli anziani, familiari o badanti. Per i 4 malfattori sarà emesso il foglio di via obbligatorio da Belluno, assicura il questore Roberto Della Rocca, che il prossimo 21 agosto incontrerà i cittadini alla biblioteca di Lozzo di Cadore, dove è in calendario l'incontro I truffatori non vanno in vacanza. Frane sul Monte Pelmo adesso, oggi se possibile la giornata peggiore, caratterizzata da diverse scariche di roccia che a ritmo sostenuto hanno tenuto davvero tutti con lo sguardo rivolto alla montagna.
6 frane nel giro di pochi minuti. Alle 11.08 il Pelmo ha ricominciato a mandare segnali di sofferenza, di nuovo, ed è stato impressionante. Prima i boati, poi le scariche di roccia dal versante nord-ovest, la nube di polvere che in parte ha avvolto il Caregon del Padre Eterno. Da quel momento in poi sono state 4 ore di passione, perché i crolli si sono succeduti a distanza di poche manciate di minuti l'uno dall'altro, lasciando esposta la roccia ferita. Lo aveva detto il sindaco di Borca di Cadore in sopralluogo 2 giorni fa. La situazione è ben più grave di quello che si poteva immaginare e le frane di queste ultime ore sono tutte lì a testimoniare una situazione, certo non nuova geologicamente parlando, ma di grande impatto e che crea forte preoccupazione. Inevitabili i richiami agli escursionisti che affollano la zona: rispettate le ordinanze e non fate deviazioni che potrebbero mettere a repentaglio la vostra incolumità. Lo ribadisce il primo cittadino di Borca, lo suggerisce in queste ore anche il presidente della regione Alberto Stefani, anche se fino ad ora, oltre alle ordinanze comunali, non sono state assunte iniziative d'altra natura. Per la vigilia di Ferragosto potrebbe essere in programma un sopralluogo nel bellunese dell'assessora regionale alla protezione civile Elisa Venturini. L'indiscrezione però non ha ancora trovato conferme. Coppia di escursionisti di nazionalità britannica bloccata a 2.900 metri di quota sulla ferrata di Bona al Cristallo, lei con un trauma alla caviglia. La chiamata al 118 è scattata ieri sera poco prima delle 22, ha mobilitato l'elicottero di Treviso Emergenza abilitato al volo notturno. L'intervento è stato però ostacolato dalla presenza di nuvole che hanno impedito all'eliambulanza di avvicinarsi ai 2 malcapitati, 43 anni lui, 32 lei. Così si è scelto di imbarcare 2 tecnici del soccorso alpino che sono stati lasciati 100 metri di dislivello più in basso rispetto agli escursionisti. I soccorritori li hanno poi raggiunti a piedi, hanno potuto prestare assistenza alla donna, calata a valle fino a Forcella Grande, caricata in overing e trasportata al Codivilla. Il compagno è stato accompagnato da un soccorritore a recuperare l'auto parcheggiata invece a Rio Gere, con l'intervento che si è concluso intorno all'1:40. A Cortina adesso giro di vite sul decoro pubblico. Il comune mette a freno bivacchi, comportamenti indecorosi, situazioni che possono creare disagio o intralcio negli spazi pubblici, provvedimento che resterà in vigore fino al 15 di ottobre. Siamo di fronte a dei fenomeni che lasciano molto perplessa la comunità, i cittadini, i nostri ospiti. La maleducazione, ahimè, insorge. E quando è troppo, parcheggi trasformati in area camping dove ognuno si sente libero di fare qualsiasi cosa, anche di dedicarsi all'igiene personale, bivacchi improvvisati in pieno centro, outfit oltre ogni limite di decenza. L'amministrazione comunale di Cortina d'Ampezzo ha detto stop, l'ha fatto con un'ordinanza d'urgenza che resterà in vigore fino al 15 ottobre. Non sarei mai voluto arrivare a predisporre un'ordinanza, ma gli anni stanno cambiando e ahimè purtroppo siamo di fronte ad azioni estremamente maleducate, poco rispettose della giusta convivenza che si deve apportare un pochino dappertutto. Diciamo che la montagna deve essere rispettata la comunità, devono essere rispettati i cittadini. Vietato perciò sdraiarsi sui gradini dei monumenti, nei parcheggi, sulle strade o sulle soglie degli edifici quando questo provoca intralcio o degrado. Stop anche a mangiare, bere, lavarsi o dormire in condizioni ritenute palesemente indecorose o tali da arrecare disturbo. E giro di vite anche sulle mise. Vietata la circolazione o la sosta con un abbigliamento manifestamente contrario al pubblico decoro e alla comune decenza. Ci sono in questo momento stiamo vivendo delle situazioni di forte imbarazzo, per cui con questa ordinanza do di fatto la possibilità agli agenti della Polizia Municipale di poter intervenire in virtù di una legge ben specifica e di un'ordinanza appunto che gli consente la possibilità di intervento. Contrastare gli eccessi che danneggiano tutti, l'obiettivo dichiarato, mentre l'assessore Ghezze precisa: non vogliamo fare guerra ai turisti. Nessuna azione contro qualcuno o contro nessuno, sono delle azioni che vogliono imporre il rispetto della giusta convivenza. E l'eclissi porta una pioggia di fiocchi rosa e azzurri, 9 nati in un solo giorno tra Feltre e Belluno. Una giornata straordinaria alle unità operative di ostetricia che hanno registrato una vera e propria esplosione di vita in sole 24 ore, un record per il 2026, tanto
che per trovare un dato analogo bisogna risalire al 20 luglio dello scorso anno, quando i nati in un solo giorno furono 10. A Feltre sono nati i bellunesi Davide, Giacomo, Viola, Giulia e Gaia, oltre ad Alice di Sernaglia della Battaglia. A Belluno, Atena di Feltre, Mattia di Belluno e Yasmin di Sedico. 9 nuove vite che nascono nell'arco di poche ore sono un segnale di profonda speranza per tutto il nostro territorio, ha commentato il direttore generale dell'ULSS Dolomiti, Achille Di Falco, che ha ringraziato naturalmente medici, ostetriche e tutto il personale dei punti nascita per l'eccellente lavoro e la dedizione dimostrata. Con questa buona notizia noi chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Come sempre adesso le previsioni del tempo. A me non rimane che salutarvi, ringraziarvi per l'attenzione e augurarvi una buona serata. Arrivederci.